Oggi inizia Pianura a tavola, che è un viaggio sulla gastronomia, sui giacimenti gastronomici della nostra terra, ed è un viaggio che faremo con la cuoca Roberta e con l'accompagnamento mio, che cercherà di sottolineare gli aspetti importanti nutrizionali. Sono Pierpaolo Pavan, sono un medico nutrizionista, mi occupo quindi di dietologia, di nutrizione, di sicurezza alimentare. Lavoro presso l'AS 17 di Este e oggi qui a Pianura News ho il compito di accompagnarvi in questo viaggio nell'enogastronomia per dare l'aspetto nutrizionale, perché molto spesso noi dimentichiamo che mangiare bene spesso si accompagna anche a mangiare cibi salutari e che fanno bene al nostro organismo. Il mio compito sarà quindi quello di integrare il lavoro di Roberta, la nostra cuoca, cercando di spiegare a tutti voi, in maniera semplice spero, quelli che sono i vantaggi nutrizionali degli alimenti e delle ricette che proponiamo. Io sono Roberta, faccio parte dell'Associazione Nazionale Cuochi a Domicilio. È un lavoro che mi dà molta soddisfazione, anche perché sono appassionata di cucina, non solo far da mangiare, ma proprio capire anche la natura del piatto, da dove nasce, come cresce, quindi per i nostri piatti veneti è anche una ricerca storica. Ho avuto qualche esperienza in televisione, La Prova del Cuoco, Alice TV, Nonna e io, poi sono stata a Gambero Rosso dove ho portato una ricetta che vi presenterò più avanti, perché è una ricetta che nasce in inverno e finisce in primavera. Ho 2 nipotini, quindi cerco di trasmettere anche a loro soprattutto quello che è la nostra cultura gastronomica, che fa parte proprio della nostra vita. Prima però di partire credo sia giusto fare alcune riflessioni sull'importanza che l'alimentazione ha nei riguardi della salute. Molte persone pensano che l'alimentazione e le diete siano solo un fatto di prova costume e di estetica. In realtà non è così. L'alimentazione è il principale determinante della nostra salute, quindi noi dobbiamo imparare a mangiare bene. E imparare a mangiare bene significa conoscere gli alimenti, conoscere anche le antiche ricette, che spesso sono molto valide dal punto di vista nutrizionale. Io però oggi, prima di iniziare il percorso, voglio darvi alcune semplici regole sull'alimentazione. Perché, come dico sempre ai miei pazienti, dobbiamo imparare a mangiare come a guidare l'automobile. Quando la strada è dritta posso correre, quando c'è la curva devo dare un colpo di freno. Parliamo quindi delle 3 semplici regole del mangiare. La prima regola, la regola della quantità. Se noi pensiamo che una persona può essere paragonata a un'automobile, gli alimenti sono la benzina e io devo mettere nell'automobile una quantità di benzina proporzionale alla strada che faccio. Per cui se io tutti i giorni faccio pochi chilometri dovrò mettere poca benzina, quindi una quantità limitata. Se invece faccio molta strada, dovrò mettere molta più quantità di benzina, quindi di alimenti. Il problema è che molto spesso noi identifichiamo la quantità di energia degli alimenti con il loro volume. E allora pensiamo che un piatto molto voluminoso ci dia tanta energia, invece un piatto molto ridotto ci dia poca energia. Questo è un errore. Il volume degli alimenti non è proporzionale alla quantità di energia. E faccio alcuni esempi. Quante persone non mangiano più il pane perché ritengono che il pane faccia ingrassare e magari mangiano dei pezzettini di formaggio o mangiano i crackers. Bene, questi sono 2 esempi di come la quantità ci inganni. Esempio, il pane è fatto con l'acqua e la farina. A fine cottura nel pane il 30% è acqua, quindi 0 energia. E allora 100 grammi di pane ci danno solo 300 calorie. Se io invece mangio una brioche, dove non c'è acqua, l'acqua arriva al 3-4%, e invece abbiamo il 40% di grassi, abbiamo più del doppio delle calorie del pane, perché 100 grammi di brioche ci danno 600 calorie. Allora per mangiare bene dobbiamo conoscere il valore energetico degli alimenti e saperli assumere nelle quantità adeguate. Questa è la regola della quantità. Adesso c'è quella della qualità, e la regola della qualità è basata sulla tipologia degli alimenti. Tutto quello che noi mangiamo, tutto quello che noi vediamo qui, lo possiamo dividere in 3 principi alimentari fondamentali, che sono gli zuccheri, i grassi e le proteine. E allora noi dobbiamo imparare a miscelare questi principi alimentari fondamentali, perché io potrei anche dire, se hai bisogno di 2000 calorie al giorno, mangia 2000 calorie tutte di zucchero, oppure mangia 2000 calorie tutte di proteine,
Oppure mangia 2000 calorie tutte di grassi, ma il motore non brucierebbe bene queste miscele. Noi dobbiamo mangiare un po' di zuccheri, un po' di grassi, un po' di proteine nelle giuste proporzioni. E qual è la miscela giusta? La miscela giusta è quella della dieta mediterranea. La dieta che noi purtroppo anche in Italia stiamo abbandonando, perché cominciamo a mangiare un po' l'americano, un po' l'anglosassone, e che invece è quella che ha il migliore rapporto fra zuccheri, carboidrati e proteine. Qual è il rapporto ideale? Il rapporto ideale vede gli zuccheri come parte preponderante. Il 65% di quello che noi mangiamo deve essere fatto da zucchero. Però attenzione, non lo zucchero semplice che mettiamo nel caffè, ma il pane, la pasta, gli zuccheri complessi. Poi ci devono essere i grassi, e oggi avremo modo poi di parlare di alcuni grassi importanti, che devono arrivare al 25-30%, e le proteine, che invece noi consideriamo a torto molto importanti, non devono superare il 10-15%. Allora la seconda regola, quella della qualità, ci dice che dobbiamo imparare a miscelare bene gli alimenti. E poi c'è l'ultima regola, la regola del tempo per mangiare, che è una regola molto importante e spesso disattesa dalle persone. Noi dobbiamo assumere gli alimenti con una certa regolarità nell'arco della giornata e noi invece concentrare i pasti in un unico momento. Allora il paziente tipico che io vedo è un paziente molto impegnato, molto indaffarato, che alla mattina prende un caffè, poi corre a lavoro, durante la mattinata qualche altro caffè e poi a pranzo non c'è tempo per mangiare, quindi un tramezzino, un toast, una pizzetta, l'insalatona che tutti crediamo essere dietetica e che dietetica non è, e poi avanti così fino a sera. A sera arriva a casa alle 5:30, alle 6, stanco, con una fame incredibile e in un unico pasto serale mangia tutto quello che deve mangiare. Questo non va bene, perché il metabolismo del corpo varia nell'arco della giornata. È massimo alla mattina ed è minimo alla sera. Io devo fare benzina quando la macchina corre, non quando metto la macchina in garage. Noi alla sera mettiamo la macchina in garage e facciamo il pieno di benzina. Di giorno corriamo e non facciamo rifornimento. Inoltre vorrei ricordare un proverbio veneto che dice: alla mattina mangiare da re, a mezzogiorno mangiare da principe e alla sera da poveretto. Noi dobbiamo tornare a questa scansione dell'alimentazione, a frazionare i pasti e a dare l'apporto energetico quando serve. Se noi riusciamo ad applicare queste regole, noi riusciamo a mangiare bene e avere un'alimentazione che ci fa stare in buona salute. Ci sarebbe una quarta regola che non ho ancora illustrato e che non è molto alimentare ma è legata allo stile di vita, e cioè l'attività fisica. Noi non possiamo pensare di mangiare bene se non ci muoviamo con regolarità. Purtroppo la vita di tutti i giorni ha ridotto al massimo gli spazi per l'attività motoria. Noi oggi abbiamo telefonini, telecomandi, apri cancelli, apri basculanti, ci muoviamo sempre in macchina e quindi non facciamo più movimento. Credo che sarà necessario fare anche una puntata su questo, anche magari parlando di quelli che sono gli alimenti più adatti all'attività fisica, per spiegare bene perché l'attività fisica diventa alla fin fine anche una regola di alimentazione.